ki ga tukaj med nami predstavlja predsednik, oziroma predsednik Ivo Portelli. Seveda gre naš najbolj topel pozdrav pa nocojšnji gosti, Mariji Romani De Gasperi, ki je pravzaprav izjemna priča povojne in tudi predvojne, medvojne italijanske zgodovine in ima mnogo povedati o eni ključni osebnosti tega obdobja, torej očetu Alcideju De Gasperiju. Z nami je tudi njen rojak z Tibentinske, profesor Magagnotti, mi scuso. Profesor Magagnotti, časnikar, zadnjih 15 let pa počuje na univerzi v Timisoari. Un caloroso benvenuto pubblico di questa sera a questo incontro della serie Podlipami sotto i tigli, che è organizzato dal Centro Culturale Luisa Bratuš assieme all'associazione Anto Gregorčić, e ai due promotori si è aggiunto questa sera l'Istituto di Storia Sociale e Religiosa, qui rappresentato dal neopresidente Ivo Portelli. Ma va da sé che la persona più importante al giocoforza di questa sera è Maria Romana De Gasperi, figlia di Alcide, col quale ha condiviso un pezzo importante della storia d'Italia. Penso che sia una preziosissima testimone di questa storia, di cui oggi appunto ci darà una testimonianza in prima persona, e per questo appunto, ripeto, una testimonianza molto preziosa. Con noi c'è anche giornalista e da una decina abbondante d'anni docente all'Università di Timisoara, il professor Magagnotti, che è trentino, e al quale cederò a breve la parola. Non prima però penso di chiedere un momento di raccoglimento. Come sapete, stanotte è morto l'ex sindaco di Gorizia, che ha rivestito anche importantissime cariche a livello nazionale, è stato eletto alla Camera dei Deputati e al Senato, e in questa occasione penso che sia oltremodo doveroso appunto ricordare una figura istituzionale. Večer kot veste bo potekal v italijanskem jeziku. Io la serata appunto in italiano, quindi cedo subito la parola al professor Paolo Magagnotti, che ci introdurrà appunto a questo incontro. Buonasera a tutti, desidero esprimere un vivo compiacimento agli soggetti e alle organizzazioni che hanno dato vita a questo evento. È molto importante che una comunità linguistica minoritaria abbia dei momenti di aggregazione sotto il profilo sociale e culturale. Io provengo dal Trentino Alto Adige, dove abbiamo anche noi una minoranza linguistica molto consistente. Voi sapete, nell'Alto Adige abbiamo una minoranza tedesca con la quale mi pare che le vostre popolazioni abbiano dei rapporti, e comprendo quanto sia importante per la vostra identità poter avere questi incontri, questi eventi di aggregazione dal punto di vista culturale e sociale. Noi siamo qui stasera, abbiamo il grande piacere di avere con noi, grazie all'intercessione laica di Luciano Cogoi, la figlia di Alcide De Gasperi. Alcide De Gasperi ha avuto 4 figlie, una figlia Lucia era suora, purtroppo è morta giovane, e le altre 3 figlie abitano a Roma. La signora Maria Romana De Gasperi ha avuto un ruolo del tutto, è nata a Trento, ha avuto un ruolo del tutto particolare nella vita politica, soprattutto del padre. Fin da ragazzina aiutava il padre nel portare in giro a Roma clandestinamente i messaggi
a coloro che unitamente al padre di nascosto stavano cercando di riflettere perché sapevano che sarebbe arrivata la libertà e dovevano prepararsi, per cui lei con la bicicletta portava in giro questi messaggi ed era la prima collaborazione che ha avuto col padre. Poi, quando il presidente De Gasperi è diventato presidente del Consiglio dei Ministri, la signora Maria Romana è stata segretaria particolare, segretaria personale del padre, ma senza stipendio, perché il padre diceva è sufficiente che in una famiglia vi sia lo stipendio, la sua indennità, che in quei momenti non era molto alta come adesso, in una famiglia vi sia solo l'entrata dallo Stato. E ha seguito in maniera molto attiva il padre, lo ha accompagnato in viaggi importanti, soprattutto nel famoso storico viaggio partito il 3 gennaio 1947, quando De Gasperi è andato negli Stati Uniti d'America per cercare di avere aiuti per sfamare il popolo italiano. Ecco, l'ha accompagnato in questo importantissimo viaggio. E poi l'ha sempre seguito nella sua attività politica, essendogli anche consigliere, se mi permetto di dire, sotto certi aspetti, ma quello che dobbiamo riconoscere alla signora Maria Romana è che lei ha sempre raccolto molti oggetti, ma soprattutto molti appunti, molti scritti, molte testimonianze di Alcide De Gasperi, che hanno costituito la base per molti storici per scrivere i molti libri che sono stati scritti su Alcide De Gasperi, la montagna di libri che sono stati scritti su questo grande statista, autore della ricostruzione italiana e padre d'Europa. Va detto che al di là della documentazione che lei ha raccolto, lei ha scritto moltissimi libri, ad iniziare dal suo primo grande libro, Mio caro padre, molto commovente. Ha scritto moltissimi libri sulla vita del padre, per cui al di là di essere la figlia di un grande personaggio, è lei un grande personaggio, e da lei dobbiamo tanta riconoscenza per quello che ha fatto, per testimoniare i valori del padre, per testimoniare gli ideali e le visioni. Va detto che lei ha tenuto e continua a tenere molte conferenze, ogni settimana normalmente una media di 2 conferenze in giro per l'Italia. L'abbiamo accompagnata molte volte all'estero per tenere delle conferenze e questo lo fa da molti anni. Anche attualmente ogni sabato sul quotidiano L'Avvenire ha una sua rubrica dove scrive dei testi meravigliosi e spesso commoventi. È sempre stata paladina, seguendo e valorizzando le visioni, gli ideali del padre per quanto riguarda l'unità europea. È un pensiero che è sempre presente in lei e in tutti gli incontri che ha, soprattutto con i giovani, con i quali desidera incontrarsi, li motiva. Ricordo che una volta eravamo nel 2011, in marzo 2011, al Parlamento europeo a Bruxelles, dove è stato posto un busto di suo padre, è intervenuta ed in maniera molto chiara ha detto ai parlamentari che erano presenti, parlamentari di ogni colore, non solo dei popolari, e anche il Presidente della Commissione europea: la gente non sa quello che voi state facendo qui, dovete andare maggiormente a contatto del popolo per creare maggiore fiducia dei cittadini nelle istituzioni europee. Grazie e buona serata. Grazie, buonasera a tutti, buonasera signora De Gasperi, che ho avuto il piacere di conoscere ieri pomeriggio. Abbiamo avuto un primo scambio di opinioni e abbiamo avuto modo di parlare un attimo. E proprio della discussione che abbiamo fatto ieri pomeriggio vorrei un attimo partire. E da un ricordo forse personale, lei quando ha capito che era figlia di De Gasperi? Mi dirà quando ho capito chi era. Chi era De Gasperi, sì. In un modo molto divertente, vorrei dire. Quando ero ragazzina c'era ancora naturalmente il fascismo. Quando arrivava qualche personaggio ospite di Mussolini, molto spesso la polizia andava a prendere gli antifascisti o quelli che avevano avuto un posto come antifascista e li metteva dentro in prigione per un paio di giorni. Non succedeva niente, ma allora, pensando che questo poteva succedere anche a lui, mio padre mi dava in mano un grosso pacco di carte. Mi diceva: portalo al piano di sotto alla signora che me lo tiene. E io, che ero ragazzina, dicevo: vabbè. Una volta, 2, 3, cominciai a pensare: ma
perché mio papà mi fa portare sempre queste carte dalla signora sotto, poi dopo qualche giorno mi chiede di andare a riprenderle e un giorno mentre lo portavo su, casualmente, o forse l'ho fatto anche apposta, non me lo ricordo, ho raschiato un po' la carta che avvolgeva queste carte e fra le altre parole che ho visto De Gasperi. Allora ho detto, mamma mia, questo De Gasperi sarà mio papà. E naturalmente, curiosa come ero, andai a chiedere a lui chi era e perché lui ci teneva, diciamo, a non farci capire niente della sua vita di ex popolare e di uomo, di deputato al Parlamento viennese, perché poteva esserci qualche atteggiamento dei fascisti contro, non solo contro di lui, ma contro la famiglia, cosa che succedeva qualche volta nelle famiglie antifasciste, dove i ragazzi senza saperlo raccontavano quello che i genitori raccontavano fra loro sul fascismo, su delle situazioni. Ecco, quindi mio papà capì chi era allora un poco, non tanto. Lui non mi ha raccontato molto, ma insomma mi ha fatto capire che era meglio tacere, soprattutto a scuola con le mie compagne o in giro con persone che non capivano. Allora, dopo ritorneremo sul periodo del fascismo, perché è un periodo forte per la sua esperienza e per l'esperienza di suo padre. Partiamo delle sue origini. Che rapporto aveva suo padre con la sua terra, con il Trentino? Quando? Durante il fascismo? Prima del fascismo, o come nella sua formazione, quanto ha contato questo? Lui, prima di tutto, ha cominciato come il suo grande aiuto fu il vescovo di Trento, Monsignor Endricci, che diciamo che lo spinse proprio verso la politica, perché capì che era una persona che sarebbe riuscita forse in quella strada di cui allora si aveva bisogno, perché i cristiani come tali non si erano mai occupati veramente della politica del proprio paese e quindi cominciò così, con questa spinta di questo vescovo. Diventò prima di tutto giornalista perché amava molto scrivere, questo dopo aver fatto l'università a Vienna e dopo aver partecipato anche a Vienna a qualche moto studentesco dove venne messo in prigione e venne messo in prigione per una ventina di giorni assieme anche ad altri ragazzi, fra i quali c'era anche Cesare Battisti. Io ho infatti una cartolina che mio padre ha tenuto dove mandava la sua famiglia, sono qui per qualche giorno, così, e sotto firmavano questi ragazzi e c'era anche la firma di Battisti. Ecco, diciamo che cominciò lì a occuparsi di politica, nel senso di occuparsi degli altri, della vita, della ragione, delle situazioni degli altri. Quindi l'esperienza al Parlamento di Vienna è stata formativa per lui? L'esperienza al Parlamento di Vienna fu molto interessante perché è un Parlamento nel quale erano rappresentati moltissimi popoli. Non so se qualcuno di voi ha visto il Parlamento di Vienna, ma direi che vale la pena di vederlo perché era molto interessante come era diviso. Oggi non viene più usato, però si può andare a vedere, e c'è anche il posto di mio padre, c'è il suo nome, qualcuno l'ha messo, non so chi, negli altri non c'è. Lì naturalmente incominciò a interessarsi non solo dei problemi del proprio Trentino, una parte della quale lui era rappresentante, ma di tutti i popoli centrali. Quindi fu un'esperienza immensa, anche se non tanto lunga, ma che certamente gli restò nell'animo quando dovette poi fare il Presidente del Consiglio di italiano e non solo, cercare di prendere contatti con gli altri popoli europei. C'è un'altra esperienza che in qualche modo avvicina De Gasperi anche ai nostri deputati goriziani, che è quella della Grande Guerra, perché De Gasperi collaborò all'interno del Comitato di Assistenza per i profughi meridionali della monarchia, quindi fu un altro intervento importante per la propria gente. Ecco, ha mantenuto tra le sue carte
c'era anche un grande pacco con tutto scritto in tedesco, che purtroppo io capisco molto poco, dove scriveva tutto quello che trovava in questi campi di raccolta. Naturalmente molto spesso sono delle lamentazioni, perché non erano ben tenuti, mancava il mangiare, dove erano? Questi erano trentini che vivevano proprio vicini e naturalmente a quella che doveva diventare uno stato di guerra, e che erano stati trasportati all'interno dell'impero austriaco. Ci sono situazioni difficili, imbarazzanti, molto tutte scritte da lui, e lui riusciva ogni tanto a ottenere qualcosa di più per questa gente. Quindi un impegno per gli altri che è caratterizzante, che penso venga anche dalla sua formazione cristiana come profondità proprio. Esatto, sì. Facciamo un passetto avanti, parliamo un attimo del periodo forse più buio che è il fascismo. Lei nel suo bel libro, che scrive come una lettera quasi a suo padre, lo ricorda un giorno quando deve andare al suo ufficio presso la Biblioteca Apostolica Vaticana, e dice: Signore, quando mi manderai un raggio di sole? Qual era la sua attesa? Qual era il suo modo di essere davanti all'Italia in quegli anni? Ecco, questo è un piccolo volume che ho scritto dopo aver scritto la sua storia, qualcosa di più importante. Sono delle considerazioni e delle meditazioni mie su quello che era stata la sua vita. Il periodo fascista aveva ottenuto un posto molto umile, diciamo, nella Biblioteca Vaticana, ed era un amanuense, doveva scrivere le tesi dei volumi della biblioteca. Naturalmente mi pare che già allora la Biblioteca Vaticana chiedesse, oltre che il nome dell'autore, eccetera, tutto quello che si fa normalmente, anche un minimo di riassunto, cioè per dire che cosa. Ecco, questa fu un'occasione per lui di leggere un'infinità di volumi, non solo, ma di avere anche un po' alla volta, lentamente, i primi anni, avere contatti con persone che venivano da altre nazionalità, non solo, ma anche di poter leggere dei giornali stranieri, cosa che in patria non si poteva. Fu un periodo quando lui dice: Signore, aiutami, e quando le sue delusioni su certe persone che prima erano state amanti della libertà, avevano rappresentato la libertà in qualche situazione più o meno politica, non solo ma anche con gli uomini di chiesa, e lui trovava che in quel momento invece si mettevano con il fascismo per salvarsi in un certo senso, per salvare la propria vita, facevano in modo che la gente non si accorgesse che cosa il fascismo stava costruendo per il popolo italiano, cioè rovinando, ma offrivano magari l'oro alla patria, come si faceva, le bandiere, eccetera. E quando questo succedeva, soprattutto dagli uomini di chiesa, mio padre aveva veramente le lacrime. Lui in questo piccolo quaderno, che poi ha continuato a scrivere durante il periodo fascismo, ci sono dei fogli di giornale con nomi di persone che immaginava che non avrebbero mai applaudito il fascismo, e allora vicino metteva scritto "tu cuoque, anche tu", e per lui era un dolore. Questo piccolo quaderno io sono riuscita da pochissimi giorni a farne una pubblicazione, ci ho messo tanti anni perché è molto difficile fare giustamente una traduzione di frasi scritte da mio padre nel periodo così fascista, così angosciate, così difficili,
e non è mai con nomi esatti, sempre soltanto con l'inizio, per non avere qualche dispiacere, e quindi non è stato un lavoro facile. Sono stata aiutata da una persona bravissima e spero che poi qualcuno lo vorrà leggere. C'era qualche rapporto con alcune organizzazioni cattoliche, con l'Azione Cattolica, con i laureati? Riusciva a avere qualche barlume di spazio, di libertà o di confronto? No, perché in quel momento l'Azione Cattolica come associazione, diciamo, a parte alcune persone che certamente erano per la libertà, soffrivano per la libertà che non c'era, a parte quello il resto avevano seguito la strada che il fascismo gli apriva, per poco che fosse, quella era l'unica cosa che sentivano di fare, e questo mio padre lo addolorava moltissimo. C'era un rapporto anche con Montini però in questi anni in qualche modo? E con Montini no, ci sono poi state delle persone che gli sono state vicino, ma oggi non ci possiamo immaginare quanto fosse già eroico, diciamo, una parola pesante, incontrare, avere amicizie antifasciste e farlo vedere, cioè incontrarsi per la strada, venivi subito preso, copiato, guardato, eccetera, subito la polizia cominciava a seguirti, poi a darti delle seccature, insomma, quindi mio padre aveva una vita assolutamente solitaria in quegli anni, se non dove stava, in Vaticano, ma fuori proprio anche mia mamma, insomma la famiglia aveva pochissimi contatti con altre persone. C'è l'episodio molto bello di quando andava a messa proprio da Montini, che se ne stava sì, qualche volta appunto quando poteva la domenica, perché Montini, quando era solo Monsignore, appunto teneva la messa in una chiesa dentro un grande palazzo che era, pur essendo a Roma, era però del Vaticano. L'esperienza di suo padre è un'esperienza che è di un antifascismo che è fondamentalmente libertà. Leggendo quel libro suo ho trovato questa frase che suo padre scrive nel suo testamento spirituale, possiamo definirlo così: solo la libertà morale dell'individuo, cioè la sua volontà di giustizia, il suo amore per gli uomini, il suo timore di Dio possono darci le libertà sociali. Credo che questo sia un po' distinto dallo spirito con cui poi ha affrontato anche il dopoguerra, il periodo del passaggio dal fascismo alla Repubblica, no? Certamente mantenere questi principi leggendo sembra facile, ma quando non c'è speranza nel futuro, comunque c'è solo speranza, ma non c'è sicurezza. Un giorno seguendo il Lungotevere, passeggiando con un amico antifascista, uno disse all'altro, a mio padre: tu quando pensi che durerà questa dittatura? E quindi si era all'inizio, e mio padre disse: secondo me 20 anni. Cioè pensare che per 20 anni tu che hai avuto una vita libera, tu che sei stato rappresentante di altri in un Parlamento libero, tu che hai potuto riunire gente nelle piazze, fare discorsi per un partito o per un altro, rendersi conto che ormai dovevi stare zitto per 20 anni. Ecco, questo ho trovato che era una cosa veramente, aveva bisogno di una forza, di un coraggio e di una sicurezza, penso, nella realtà, nella giustizia di quello che lui aveva fatto e pensato. Lei poi è stata molto vicina a suo padre proprio anche nelle prime esperienze di governo nelle quali lui è impegnato quasi subito dal 1944 praticamente, e lei segue suo padre. Com'era il clima di quei primi tentativi di ricostruire una vita democratica in Italia? Ma la cosa più strana, pensandoci oggi, è che avevamo perduto la guerra. Quindi poveri, poverissimi, non solo, ma avevamo gli americani
che ancora, mentre la parte nord dell'Italia non era ancora completamente libera, ma tutto il centro e il sud sì, e gli americani che ci trattavano proprio così, da povera gente che aveva perduto, che quindi il nostro valore era realmente poco e limitato. E mi ricordo che il primo governo libero che venne eletto a Roma venne mandato dagli americani, venne mandato a Salerno, perché a Roma non c'era ancora sicurezza, ecco. Praticamente questi ministri, che poi erano ministri di vari partiti, tutta gente di una certa età, perché i giovani non erano educati, i giovani non sapevano quasi niente della politica libera. E quindi andarono tutti a Salerno e io ho seguito mio padre e siccome di questi era tutta gente d'età che essendosi opposta al fascismo non aveva avuto degli incarichi importanti dal punto di vista poi economico, quindi erano tutte persone che potevano spendere molto poco e andavamo ospiti in questa grande villa che dava sul mare, era di un personaggio. E questo è molto strano, io ero l'unica donna e l'unica ragazza, allora siccome sapevo battere a macchina, ho imparato tante cose, battevo a macchina i discorsi di tutti, cioè anche quelli che parlavano contro mio padre, ma insomma qualcuno doveva fare qualche cosa. Ecco, fu una situazione, e per darvi l'idea che cosa era, come eravamo poveri, anche un ministro era povero come tutti gli altri. Io ricordo bene che in questa villa c'era molto bella, c'erano dei camerieri eleganti, ma il mangiare era pochissimo. E quando questo cameriere, di solito a pranzo c'erano sempre polpette, perché forse era più facile questa carne, arrivava con un bel vassoio d'argento, passava al ministro e faceva: "2, signor ministro". Questo per il mio dà la sensazione, più di qualsiasi altro discorso, qual era il momento difficile economicamente per l'Italia. Poi lei ha accompagnato anche suo padre nel primo viaggio ufficiale che fa in America nel 1947, no? Sì, fu il primo scalino, diciamo, importante verso quella che doveva essere poi la nostra autonomia e la nostra libertà. Io ero molto giovane e mi ricordo che intanto eravamo su un aereo, si chiamava Sky Master, che fece tante fermate perché non aveva sufficientemente benzina, a un certo punto il vento era troppo forte, insomma ci abbiamo messo l'eternità, abbiamo persino dormito in treno, in aereo, tanto era il tempo che ci hanno messo da Roma a New York. Che cosa, come dire, che cosa, noi che eravamo abituati a una società allora povera, tutti avevamo gli abiti, i paltò rovesciati. A mio padre gli regalarono un paltò nuovo, perché anche il suo era rovesciato, ma per non fargli fare una brutta figura come rappresentante di una nazione, in America delle persone milanesi gli regalarono un paltò blu. Quando andammo la prima notte ci misero a dormire a New York. Intanto la prima impressione è questo aereo che gira sopra New York, ci faceva bene, si vedevano luci infinite, sembrava una città che non finiva mai. Allora io ero giovane, poi non avevo visto molte cose. Quando ritornammo in Italia, dopo qualche giorno, l'aereo che ci portò sopra Roma, io guardai giù e dissi: ma che vergogna, e dove abito? Ma vedi questa roba, una piccola cittadina, ma che cos'è? Insomma, mi sembrò, non solo, ma il primo punto fu che la mattina
al Waldorf Astoria venne un cameriere e mi portò un vassoio con la colazione, l'uovo, il pompelmo, marmellata, insomma una colazione come oggi possiamo trovare in un buon albergo. Naturalmente io dissi non è possibile, sarà per due, com'è possibile? E vado da mio padre, papà, dico guarda, e lui aveva lo stesso vassoio. Dico, Dio mio, ma dove siamo arrivati? Ma sono pazzi questi qua. Tanta era la differenza che fra il nostro vivere tutti i giorni, fra il nostro mangiare, che era appena un caffè, e quando andava bene c'era della marmellata con un pezzettino di pane. Ecco, fu la prima impressione che mi fece l'America. Invece, per tornare in Italia, lei accompagnava spesso suo padre nei suoi spostamenti per i comizi elettorali, immagino, ma anche per ragioni di governo, per gli incarichi che doveva fare, per le occupazioni che doveva avere, insomma. Che Italia trovavate quando giravate, quando incontravate le persone? Fu soprattutto per le prime elezioni, Repubblica, monarchia, e poi per le prime elezioni famose del 48. Sì, del 48. E veramente intanto si trovava la gente molto presa dalla politica, cioè la politica avevano capito che era la loro strada, non fare la politica ma usare la politica per la propria vita, non era una cosa assente che serviva solo dei deputati o dei partiti, la politica era diventata la vita, perché solo attraverso una politica nuova si poteva di nuovo lavorare, scrivere, andare a scuola e fare... Questo fu uno dei primi passi. Poi allora la gente si occupava veramente di quello che questi deputati di vari partiti offrivano loro. E si trovavano, mi ricordo, io abitavo a Roma, e si trovavano dei circoli di gente, ma credo in tutte le città, 7, 8, 10 uomini o donne che parlavano fra loro e discutevano su quello che il giornale aveva detto il giorno prima, cioè tutte cose che oggi non esistono più, un po' perché lasciamo fare la politica ad altri e non pensiamo più che invece la politica è qualcosa che noi dovremmo fare, suggerire perlomeno, contestare o aiutare, non soltanto con un voto una volta ogni tanto, perché non si sa chi fare, a chi si vota. E questo fece molto impressione, questa cosa. Io seguì mio padre in quasi tutta la propaganda politica per le elezioni, e se ne vedevano veramente di cose eccezionali, piazze immense, piene di gente. Mi ricordo non soltanto quelle di Roma o del sud o di Napoli, ma mi ricordo quelle del nord, mi ricordo Trieste. Trieste aveva la folla che occupava tutta quell'immensa piazza che dà sul mare, e allora Trieste non era ancora decisa che sarebbe andata all'Italia, quindi mio padre non doveva parlare come fargli credere che tra poco sarebbe diventata italiana, voleva dirlo ma era proibito dirlo. A un certo punto la folla ebbe ragione di lui, praticamente gridavano tutti viva l'Italia, mentre gli alleati sotto i quali ancora eravamo non avevano ancora deciso. E qualcuno entrò nel salone. Mio padre parlava da un terrazzo alto e la piazza era nera di gente, e questo entrò nel salone, ruppe il vetro di un armadio, tolse la bandiera italiana che non si poteva mettere perché ancora non era italiana, la portò a mio padre che la sventolò così, preso anche lui dall'eccitazione, e fu un urlo, non solo, ma addirittura le navi che erano alla fondo suonarono le sirene. Ecco, questo per dire l'impressione, l'affanno dello stesso popolo italiano che aveva subito una guerra non amata e che voleva assolutamente una risurrezione di qualche tipo. Queste sono parole di suo padre, sono parole molto famose.
Prendendo la parola in questo consesso mondiale, sento che tutto, tranne la vostra personale cortesia, è contro di me, e soprattutto la mia qualifica di ex nemico, che mi fa considerare come imputato, e l'essere arrivato qui dopo che più influenti di voi hanno già formulato le loro conclusioni in una lunga e faticosa elaborazione. Queste sono parole che legge a Parigi. Parigi fu una cosa difficilissima, intanto preparare questo discorso. Mio padre si fece aiutare anche da altri, perché bisognava cercare non di essere troppo umili, cioè va bene, vi abbiamo combattuto, va bene, ma è successo così, però vogliamo risorgere. Non possiamo neanche fare i gradassi e dire che abbiamo avuto anche tanta gente che si è offerta per la liberazione della nostra nazione, e quindi era un discorso che aveva bisogno di un grande equilibrio, sul quale lui pensò e scrisse per tanto tempo. Io ho ancora i fogli di brutta copia, diciamo, con tante cose aggiustate, riprese, ricominciate. E quest'uomo parlò in questa grande sala in un silenzio assoluto. Che cosa chiedeva? Chiedeva per l'Italia non pietà, non essendo noi, avendo perduto una guerra, tutti si aspettavano chissà quale difficoltà andremo incontro, come sempre è successo quando gli eserciti hanno perduto. E quindi il discorso fu semplice, nello stesso tempo molto studiato, senza avere un atteggiamento di preghiera, di aiuto, e nemmeno neanche un atteggiamento di, insomma, di essere più capace di altri. Fu un discorso difficile che non ebbe nessun applauso alla fine. Quando dice: so che tutto è contro di me, salvo la vostra personale cortesia, era esattamente il clima di quel momento. L'unica persona che tra gli ascoltatori che si alzò fu Thurston Dulles, che era il rappresentante americano, e gli diede la mano. Ecco, fu per mio padre l'unico raggio di speranza che questa guerra finita così, in questo modo che ci aveva lasciato tutti poveri, questa guerra era messa da parte e che si poteva contare su qualcuno che perlomeno all'inizio ci avrebbe aiutato. Dopodiché però suo padre ha una visione importante per l'Europa, e forse uno dei primi che veramente crede nella possibilità dell'Europa unita. Sì. Fu questa sua fiducia, questo suo modo di pensare, che naturalmente ha trovato la fortuna di trovare altre persone che avevano le stesse idee, cioè Schuman e Adenauer. Un trio veramente, se pensiamo che la storia a volte offre delle situazioni veramente eccezionali. Tre cristiani, tre uomini politici che avevano avuto delle politiche difficili anche nelle loro nazioni, tre uomini che avevano superato le guerre e che avevano trovato fra loro la capacità e la volontà di dire: beh, adesso basta le guerre fra gli europei. Se guardiamo quello che noi studiavamo allora, il nostro quaderno, il nostro libro di storia non era che una guerra dopo l'altra, una guerra dopo l'altra. In Europa non passavano mai 10 anni se non c'era già una guerra. Ecco, allora l'ideale di questi uomini era quello di dire: basta guerra fra noi, cerchiamo la possibilità di metterci assieme. E come? Hanno incominciato con piccole cose che sembravano piccole, ma comunque la comunità del carbone e dell'acciaio, che ci metteva nella situazione di non poter più combattere con quelli là, perché la posizione era loro e quindi bisognava condividere, e così cominciando tra le piccole cose.
ma il programma era vasto. E leggendo oggi, per esempio, i discorsi, le riunioni che facevano fra loro, dove c'è sempre qualcosa di scritto, la cosa straordinaria era vedere come avevano addirittura pensato a un esercito europeo, cosa che noi oggi non abbiamo fatto. Già allora scrivevano già come dovevano essere divise, chi doveva comandare ogni quanto tempo, ed era quindi un programma che naturalmente voleva dire, immaginava una riunione politica, un'unità politica di qualche tipo, perché un esercito non può combattere da solo se non è dietro un'unità politica. E in questo scritto che io ho trovato e che sono poi i verbali di alcune riunioni, ogni tanto si vede la voce di mio padre che dice sì, va bene, ma ci vuole l'unità politica. Era d'accordo su quasi tutto, però ogni tanto c'è sì, va bene, ma dobbiamo fare l'unità politica. Ecco, questo era il grande sogno di questi uomini europei che poi naturalmente non riuscirono a fare. Che ricordo lei ha personale di questi grandi statisti, visto che li ha conosciuti o ha avuto modo di incontrarli di persona? Beh, io ero una ragazzetta che facevo il mio dovere, innamorata del lavoro e di tutte queste cose che allora da giovani vedevamo veramente con entusiasmo, perché quando si è giovani non si cerca le guerre, ma si cerca, se è possibile, la fratellanza, l'aiuto, la complicità. Ecco. E questi personaggi io tante volte ho avuto l'occasione di intrattenermi con loro per qualche minuto, perché quando mio padre ne riceveva uno o l'altro passava dal mio piccolo studio qualche minuto, 10 minuti, 5 minuti. E più le persone sono grandi, soprattutto non per la loro posizione, ma sono interiormente grandi, più sono semplici. Cioè riescono, queste persone che avevano già un'età, già una vita, e che avevano un progetto di un futuro nuovissimo, come poteva essere l'unità europea, si mettevano a parlare con me, che ero una studentessa di università, ma a parte quello poco altro sapevo. E questo mi ha insegnato moltissimo. Mi ha insegnato che più uno grida si fa grande, meno vale. Quello che vale è più silenzioso, quello che lavora davvero, che non ha bisogno di tanto chiasso. E così, dopo la morte di mio padre, per esempio, ho avuto il coraggio di andare in giro a tutte le persone importanti con le quali lui aveva avuto dei colloqui, e mi ricordo che telefonai a Schuman dicendo: Presidente, se ha la cortesia di ricevermi, io vengo in Francia. E lui disse: ma no, se vengo io alla stazione, ma non ci pensi neanche. E andai, e mi ricevette in un piccolo studio privato dove c'erano 2 poltrone frau, sapete, quelle di pelle un po' consulte, una scrivania, libri ovunque da per terra in su, e con una semplicità mi fece capire tante cose, mi diede qual era stata la loro conoscenza, il loro aiuto uno dell'altro, e mi diede delle lettere che poi io ho pubblicato. E così la stessa cosa con altri. Per esempio Adenauer subito non sono riuscita a parlare, ho cercato suo figlio, che è uno dei primi che aveva avuto, che non c'è più, e in un'occasione che a Strasburgo erano state costruite 3 palazzine sulle quali in cima c'era scritto Schuman, Adenauer e De Gasperi, e dovevo andare a fare un'inaugurazione, e dall'altra parte doveva venire appunto gli eredi di Schuman, perché lui non aveva sposato, di Adenauer, e venne il figlio più grande di Adenauer, e ci siamo visti in questa piazza. Lui veniva di là e io di qua, e io dicevo: cosa gli dirò, perché io il tedesco non lo so bene,
cosa gli dico? E lui non so se pensava la stessa cosa dall'altra parte, perché anche lui non conosceva l'italiano. Ci siamo incontrati, ci siamo abbracciati, ci siamo messi a piangere, perché chi eravamo noi due? Niente, figli di due uomini grandiosi, ma noi chi eravamo? E perché stavamo in questa piazza? E perché ci siamo trovati? Cioè, la cosa era talmente enorme nei confronto delle nostre piccole persone che non abbiamo trovato altro sfogo che fare le lacrime tutte e due. Ecco, e io ho avuto la fortuna grandissima di avere contatti con persone di valore, non tanto per la posizione che avevano, quanto per i loro interessi, per la loro vita, per quello che avevano sofferto, perché tutti questi avevano avuto in un modo o nell'altro una gioventù difficile, con delle situazioni di non libertà. Anche loro avevano dovuto fare la guerra, ci eravamo fatti la guerra. Ecco, e risuscitare così nell'amicizia, nella collaborazione, ecco, fu una cosa meravigliosa. Noi giovani che facevamo l'università eravamo felici, avevamo un orizzonte lontano, non sapevamo nemmeno dove saremmo andati a finire, però avevamo dentro di noi la gioia di avere finito di ammazzare i nostri compagni che parlavano una lingua diversa, la gioia di poterli abbracciare, di camminare, di andare avanti e indietro senza avere sempre un permesso. Questo qualche volta lo dico ai ragazzi dove vado a parlare, perché ogni tanto mi chiedono alle scuole e dico: forse voi certamente non vi rendete conto la fortuna immensa che avete. Domani prendete un treno e andate tranquillamente a Vienna o a Budapest o dove volete. Noi dovevamo avere tanti di quei timbri e di permessi e poi non si era mai sicuri se si poteva andare o no, perché la libertà comincia dalle piccole cose e sono le piccole cose che la rendono grande e importante. Passiamo alla dimensione forse più privata. Com'era suo padre? Com'era De Gasperi in montagna, nella sua terra, in vacanza? Anche con voi figli? Un giorno io facevo le scuole medie, allora la prima media, quindi a 10 anni, si studiava il latino, le prime cose di latino. E io ero nella mia camera da letto, che avevo la porta un po' mezza aperta, e siccome ero una ragazzina che non sapevo stare ferma, studiavo rosa, 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 e lo facevo saltando sul letto. E mio padre apre la porta e fa: ma studi latino? Sì papà. Allora sei diventata grande. E da allora non ho avuto più pace, perché tutte le domeniche mi portava in giro per il Foro Romano, per il centro di Roma, che è pieno di targhe in latino, anche un latino neanche tanto buono, perché era già dei tempi più vicini, insomma, diciamo, alle nostre lingue, però un disastro per me, fu un lavoro tremendo. Invece in montagna? E poi in montagna papà era un'altra persona. Intanto il primo giorno si infilava i pantaloni alla zuava e gli scarponi e non li toglieva finché non si partiva di nuovo per Roma. Amava i boschi e anche la solitudine dei boschi. Da piccole, proprio da piccole, 10 anni, 7 anni, ci portava in giro e diceva: senti, questo qui è un usignolo, senti, queste sono le cingallegre, fanno così, aspetta, guarda, tra poco, e allora i boschi non erano molto, non c'era gente che andava, senti il rumore, ecco, vedi, questo l'ha lasciato la volpe. Cioè, guardare agli animali, ai fiori, a tutto quello che è
le nostre montagne, i nostri boschi ci regalavano, era proprio come parlare di Dio. Anche in questa parte della sua anima non ci parlava direttamente di religione, ma viveva nella religione, senza confondere per questo gli ecclesiastici, da quello che era veramente la religione, il suo spirito cristiano. Però anche in montagna credo che un giorno anche dovevano prendere le misure per una condotta d'acqua, no? Per una condotta d'acqua, è un episodio piuttosto particolare. Questo gliel'ha suggerito lui. Cioè il suggeritore. Noi sul muro di uno piccolo studio che abbiamo in montagna, che poi abbiamo dato per questa presentazione a Trento, sono 2 fogli di carta scritti a mano da mio padre e scritti nel primo periodo, che era già presidente del Consiglio, la carta era della Presidenza del Consiglio, e lì ci fa capire un'altra sua situazione di modestia. Lui va da solo a vedere come la conduttura d'acqua, che da noi veniva dall'alta montagna, faceva un gran giro, scendeva in una valletta, ritornava, ed era una conduttura aperta, diciamo, non era chiusa, però aveva questa canna che da un anno all'altro si cercava di aggiustare. E allora gli scrive, manca un pezzo di canna qui, manca questo, bisogna allungare, ecco, è un modo per far vedere come anche come Presidente del Consiglio si può misurare una canna che porta l'acqua a casa. Aveva queste cose che faceva senza far vedere, senza pensare che fossero importanti. Era il suo amore per la semplicità, il suo amore per la montagna, il suo amore per il silenzio, ed era veramente piacevole incontrarlo in queste passeggiate che lui si faceva anche da solo. In montagna poi c'era anche una festa particolare a Ferragosto, no? E qui c'è un signore che suggerisce continuamente che cosa vuol sapere? Di Ferragosto. Ferragosto. Noi adesso? No, quella volta, la festa. Allora quando si era papà, cosa facevate per agosto? Facevamo il fuoco, facciamo ancora un falò. Adesso con molta fatica, ma prima, nel periodo che eravamo ragazzine, lui andava con una persona o 2 che aiutava a prendere i rami secchi del bosco, li trascinava e ci faceva fare anche a noi lo stesso lavoro, finché facevamo un falò il Ferragosto. Il Ferragosto in Trentino, da noi perlomeno nelle nostre valli, questi falò si facevano di notte anticamente, quando la gente che teneva le pecore così faceva la festa del 15 agosto. Allora nelle alte montagne si vedeva queste luci, una qua, una giù, e noi che non avevamo pecore, niente, lo facevamo per noi. E quindi nostro padre ci insegnava le canzoni della montagna. Una volta soltanto noi di famiglia, eravamo noi ragazzine, poi c'erano le nostre cugine, ecco, i vicini, e poi piano piano è diventata la folla, anche perché questa piccola valle, che si chiama Valle di Sella, è una valle che sembra appesa fra le montagne. È piccola, si entra, ci sono boschi, prati, boschi, una casa qui, una laggiù, una lassù, non c'è paese. È una strada che gira in mezzo e fino alla fine dove precipita, quindi non c'è neanche passaggio di macchine, ci va chi ci vuole andare, ci va chi ci vuole abitare. Adesso hanno fatto anche una bella mostra di cose di montagna e ogni tanto qualcuno in più viene. È stato sempre il posto per lui di riposo, e veramente dove poteva anche pensare a tutti i suoi problemi, ma con serenità. Spesso andava solo, quando poteva chiamava qualcuno di noi,
e io ho sulla coscienza uno degli ultimi anni nei quali lui uscì di casa, in questa casa in mezzo a un prato, poi sale subito e cammina, si volta a me, che ero lì che prendevo il sole. Vieni con me? No, papà, sono stanca, mi prendo il sole. Va bene, vado da solo. Non me lo sono mai più dimenticata. L'ho visto salire solo su questa salita, andare nel bosco. Mi è rimasto nel cuore. Quando era tra i vari personaggi che avete conosciuto andando in giro per il mondo è stato anche Enrico Fermi in America. Avete avuto modo di conoscere Enrico Fermi? Ah sì, beh, quello è stato un fatto abbastanza originale. Quando mio padre andò in America io sono andata come sua segretaria e uno dei miei compiti, che non era proprio intellettuale, era quello di fargli indossare l'abito giusto per il momento, perché non sembra, pare che gli americani siano sempre con la camicetta così come vengono da noi, ma invece ogni posto aveva una sua tenuta, la mattina in un posto, il pomeriggio in un altro, la sera cena, quindi c'era lo smoking, il frac, le cose, e io avevo tutte queste cose e mio padre si lasciava fare. Ecco. Uno di questi ricevimenti poi fatti enormi, in saloni grandiosi, era il momento nel quale mio padre chiedeva aiuto all'America, quindi all'inizio, no? Però cosa faceva? Erano associazioni magari italoamericane oppure associazioni commerciali che offrivano questi enormi banchetti e quindi bisognava andare e parlare, perlomeno fare un discorsetto anche impegnativo, ma insomma alzo il bicchiere eccetera. Io gli mettevo in tasca tutto quello che lui voleva dire, preparava in inglese e spesse volte lo leggeva, spesse volte diceva così. Un giorno che appunto siamo in uno di questi grandi immensi alberghi, io stavo in uno dei tavoli rotondi sotto e non avevo capito chi avevo vicino, tanto sono scritti i biglietti in inglese, i nomi non li conosco e quindi io parlavo il mio inglese studentesco e si chiacchierava uno all'altro, così a un certo punto vedo che mi arriva un cameriere con un foglietto di mio padre con scritto: stai attenta a quello che dici, a destra, quello che hai alla tua destra è Enrico Fermi, tra parentesi bomba atomica. Dico, basta, non ho più parlato, non sono mai più voltato da quella parte, c'era sempre con quell'altro perché mi ha preso questa bomba atomica. Papà faceva di queste cose con me. Prima lei parlava del rapporto importante che suo padre aveva con la fede e con la religione, però con le gerarchie vaticane che rapporti c'erano? Che brutta domanda. Come si fa? Da una parte aveva riconoscenza perché l'unica possibilità di lavoro per lui era stata quella di entrare alla Biblioteca Vaticana. In Italia, nel periodo fascista, si doveva avere la tessera se dovevi lavorare, soprattutto a lui era richiesta più che ad altri. Mio padre era già stato in prigione per 2 anni e quindi non aveva certo possibilità di trovare lavoro. Aveva tentato di fare il professore, non di ruolo perché neanche per sogno, però di fare dare delle lezioni, ma insomma la cosa non stava in piedi e non sapeva come fare a mantenere una famiglia dove già c'erano 2 bambine. Per fortuna, con aiuto vario, a un certo punto gli venne questa possibilità di entrare alla biblioteca e lavorare come amanuense, diceva lui. Fu molto difficile per lui, nel senso che sopra di lui c'era anche persone che
non valevano un granché, ma che gli davano degli ordini, delle cose. Lui era stato già deputato nella Camera Austria, deputato alla Camera Italiana, cioè aveva già una personalità più che completa. Dopo tanti anni trovai un suo quaderno, un piccolo quaderno di scuola, dove segnava quello che più lo colpiva nella sua senso di libertà, nel suo senso di giustizia e quindi di fatti quotidiani trovati sui giornali. E fra questi purtroppo parecchie volte trovava, vedo scritto tu quoque, cioè anche tu, un foglio di giornale dove il vescovo, il monsignore, eccetera, va con il gagliardetto, va. Ecco, certamente erano situazioni particolari, però venivano allora dal fascismo portate in auge per far vedere che indubbiamente anche la Chiesa aiutava il fascismo, che non era certamente sempre vero, però c'erano di queste cose. E queste erano le cose che più lo colpivano, perché diceva: come facciamo a educare i nostri giovani a vedere questo tipo di leggi del fascismo che divideva quelli che obbedivano da quelli che non obbedivano. Quelli che non obbedivano andavano spesso in prigione o non trovavano lavoro. Cioè, c'era una situazione complicata. Pensate che le famiglie fra loro non parlavano di politica perché era possibile che il fascismo mettesse in giro delle persone che ascoltavano e veniva poi raccontato. Detto così oggi sembra assurdo, eppure era così. Noi avevamo pochissimi amici perché non volevamo, mio padre non voleva neanche compromettere delle persone facendo in modo di andare a passeggio assieme o di parlare o di avere qualche cosa in comune. E pensava: questi qui vengono seguiti dalla polizia, cioè io vengo seguito dalla polizia e vedono con chi sto. Forse quel tale, proprio perché è stato gentile e mi ha salutato per strada, avrà dei problemi. Detto oggi sembra veramente assurdo, ma è la verità. Quando un giorno uscì di casa con papà, ero ragazzina, e dissi: ma papà, chi sono quei due signori che vedo tutte le mattine sul portone di casa quando vado a scuola e poi mi sembra che ti vengano dietro? Ah, non ti preoccupare, sono persone che mi vogliono bene, stanno attenti che non mi succeda niente. Ecco, questa era la spiegazione data a me perché non voleva darmi un'angoscia, una preoccupazione, ma questo era il modo anche di vivere di mio padre nel periodo fascista. Poi c'era stato ogni tanto anche dei rapporti con le gerarchie, nel senso che doveva relazionarsi spesso con cardinali o con altri prelati all'interno del Vaticano. In particolare anche lei qualche volta era vicina in queste situazioni, oppure sentiva qualcosa anche? No, quando ero in Vaticano no, io ero troppo piccola, non potevo avere queste cose, però e poi guardi che il Papa di allora, non Pio XII, l'altro prima, quando venne accusato dal fascismo di tenere con sé della biblioteca De Gasperi, quindi un antifascista, rispose: è un cristiano che non ha fatto niente di male e quindi non posso negargli un pane tutti i giorni. Quindi sentiva di essere da un certo punto di vista tenuto e sicuro. Mentre poi con Pio XII invece le cose sono cambiate? Con Pio XII? Ma non in questo senso. Con Pio XII ci fu un periodo molto difficile perché dunque siamo nelle prime elezioni libere di italiani d'Italia e dove trovava De Gasperi?
si trovavano i democristiani, diciamo, la fonte dei voti, come facevano ad avere tanti voti? Passavano dalle società cattoliche, dalle istituzioni cattoliche, dalle riunioni più o meno sempre di questo tipo. E allora come si faceva a chiedere alle associazioni cattoliche un voto? E allora era molto difficile, perché erano le prime volte che la gente sapeva e sentiva di essere libera di decidere. Ecco, quindi già questa situazione, mio padre alcune volte mandava a scrivere dicendo stiamo cercando di riadunare l'associazione cattolica, le riunioni, perché desideriamo che si occupino di libertà. Ecco, non erano lettere esattamente, erano per il Papa, qualcuno gliele accompagnava, gliele portava. Non c'era mai risposta, né si pensava che ci potesse essere. Anzi, direi che mio padre si è sempre tenuto abbastanza attento a non avere una situazione come dire, di ascoltare solo certi modi di pensare politici da parte del Vaticano, ecco, perché voleva la sua libertà, primo. Secondo, perché non rappresentava solo i cattolici, ma nei suoi governi c'erano socialdemocratici, socialisti, insomma c'erano molti altri. E quando ebbe qualche dispiacere, lei mi dice? Sì, se c'è stata qualche situazione un po' particolare. Ci fu una situazione nella quale a un certo anno c'erano le elezioni a Roma e quindi da parte del Vaticano e dai gruppi vaticani, perché anche con Pio XII non c'era mai una parola esatta del Papa che ti veniva a dire, si faceva sapere attraverso le associazioni, monsignori eccetera, che si desiderava che nelle elezioni di Roma la Democrazia Cristiana si mettesse insieme al partito dei fascisti, allora che c'era un piccolo partito, per essere sicuri che si sarebbe vinto e che non avrebbero vinto i comunisti, perché sembrava, almeno loro quando andavano a questo, che i cavalli di Stalin sarebbero della arrivati, Russia sarebbero andati a bere nelle fontane di San Pietro. La situazione era molto complessa, molto tirata, molto difficile e da parte del Vaticano ci fu veramente un'impressione che De Gasperi non volesse aiutare, ed era vero, cioè mio padre aveva detto no, io piuttosto assieme a chi ha governato l'Italia in modo non libero eccetera, no, io do le dimissioni dal mio partito e lascio che facciano gli altri. Il povero Don Sturzo. Come si chiama? Don Sturzo, essendo prete ha dovuto obbedire e mettersi da quella parte, però a volte il Signore usa piccole cose, non so, un giorno che scade una persona che non arriva a portare una lettera al Papa o qui scade il giorno di che si doveva fare questa riunione e finalmente la Democrazia Cristiana vinse lo stesso a Roma. Però questa fu una cosa, presa da Pio XII come non dico un insulto, ma certamente non... Un affronto in qualche modo. Sì, qualche cosa di contrario. E quando mio padre chiese, dopo molto tempo, se era possibile essere ricevuto come famiglia, lui non era mai andato come Presidente del Consiglio, non aveva mai chiesto, essere ricevuto come famiglia perché erano un certo numero di anni del matrimonio suo e della figlia Lucia, la seconda, che era entrata fra le suore, e lo fece chiedendo attraverso l'ambasciatore italiano in Vaticano
E la risposta fu no, non venne ricevuto. Questo per mio padre fu un grande dolore, perché aveva rispetto per quello che il Papa del momento rappresentava e non ascoltava assolutamente qualcuno di famiglia che diceva ma insomma bisogna ribellare. No, dice stai zitto, il Papa è rappresentante di Cristo in terra, quindi va bene così. Fu per lui uno dei ultimi piccoli dolori della sua vita, degli ultimi anni della sua vita. Vediamo su una cosa forse più leggera. Vista la sua posizione, riceveva molti regali o arrivava qualcosa in ufficio? Vabbè, all'inizio, quando diventò Presidente del Consiglio, bisogna immaginare che era uno dei primi Presidenti del Consiglio a tempo libero dopo il periodo fascista. Ora, la gente, probabilmente gli industriali, la gente, erano abituati a mandare regali al Presidente, sia per una ragione sia per un'altra, e quindi cominciarono ad arrivare i pacchi regalo pure a noi. Noi 4 figlie, tutte contente, che bello, apriamo questi pacchi, e papà dice no, un momento, vediamo, cose d'argento, no, si chiude, si scrive ringrazio molto, ma non ho possibilità di ricambiare, quindi mi dispiace. E cominciano il primo mese a arrivare tutti questi regali e nessuno veniva accettato, solo le cose piccole, brutte che ci sembravano a noi, non so, i cavallucci, le piccole cose napoletane, oggetti da niente, ecco, quelli sì. Allora quelli addirittura aveva fatto fare una mensola in un corridoio di servizio che avevamo a casa, sulla quale venivano messe tutti questi oggetti, perché diceva io a questi posso rispondere, posso ringraziare, posso mandare qualcos'altro, ma in questo il resto no, non posso, non lo potrei fare mai, quindi non accetto questi regali che poi mi metterebbero nella condizione magari di fare un piacere che non voglio fare a questa persona. E da quel giorno poi finirono i regali, finì tutto.